Siamo con la dottoressa Graziella Colasanto della Polizia Amministrativa della Questura di Udine, contrasto alla ludopatia, quali gli strumenti in mano alla Questura appunto? La questura riveste il duplice ruolo sia di autorità che rilascia le autorizzazioni di pubblica sicurezza in materia di gioco, faccio l'esempio delle sale bingo, delle sale scommesse o delle sale dedicate ULT, e sia di ente preposto poi ai controlli di polizia amministrativa. Quindi abbiamo un po' il polso della situazione sia per quanto riguarda il tipo di licenze che vengono e la quantità di licenze rilasciate, che negli ultimi 2 anni hanno subito una parabola discendente, sia per quanto riguarda poi la regolarità nello svolgimento appunto di questo tipo di attività. I nostri controlli sono però mirati soprattutto alla verifica del rispetto di quelli che sono appunto i divieti e gli obblighi che sono stati introdotti in materia di tutela dei minori, anche con rispetto appunto al problema della ludopatia. Posso dire che i controlli che sono stati effettuati anche fino al termine dello scorso anno scolastico, in prossimità delle scuole, o di luoghi sensibili, hanno per fortuna dato un esito negativo, nel senso che non abbiamo mai riscontrato presenza di minori dediti al gioco oppure presenti in quei locali in cui l'accesso ai minori è vietato, come per esempio le sale scommesse. C'è però il problema degli smartphone, le nuove tecnologie che portano Sì. i ragazzi a buttarsi sull'online. Sì, il fenomeno è in continua evoluzione e adesso sicuramente c'è stata una virata in questo senso.